Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Botte e umiliazioni in casa per una donna disabile a Partinico nel Palermitano, arrestati padre, madre e un fratello. Referti in ritardo dell'ASP di Trapani, trovati altri 30 casi positivi in lunghissima attesa. Schifani, situazione inaccettabile, intanto diventa libero l'accesso alla facoltà di medicina in Italia, lo sbarramento dopo 6 mesi dall'iscrizione. Catania, munizioni e armi in un garage di San Cristoforo, arrestato dai carabinieri un incensurato di 54 anni. Mezzi pubblici e un grande parcheggio gratuito, abbiamo provato l'antidoto al caos di auto sulla via Santa Sofia a Catania. In pochi minuti raggiunto il policlinico senza stress. Messina ha accolto le acrobazie mozzafiato degli Harlem Globetrotters. La storica squadra di basket americana si è esibita in uno show al Pala Rescifina. Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale del Bayern Monaco, la storica hit scelta per celebrare i 125 anni di storia del club. Calcio, impegni in trasferta oggi per Messina e Trapani. I giallorossi sono ospiti della Cavesa, i Granata giocano ad Avellino. Niente turno infrasettimanale invece per il Catania a causa dei guai finanziari della Turris. Etnei al lavoro per il derby di domenica al Francoscoglio. Bentrovati, minacce di morte, percosse su una disabile in provincia di Palermo, arrestati i genitori e il fratello. La vittima sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, subendo gravissime mortificazioni. Sentiamo Marco Gullà. Una storia di degrado e di violenza arriva dalla provincia di Palermo, tra Partinico e Montelepre. I carabinieri infatti di Partinico hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti dei componenti di un nucleo familiare, padre 60enne, madre di 64 anni e fratello 31enne, accusati di maltrattamenti aggravati in concorso nei confronti della figlia e sorella disabile. Tra le mura domestiche la vittima sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, veniva picchiata, denigrata, umiliata. La donna disabile veniva anche picchiata con dei bastoni. L'indagine nasce da una denuncia dei servizi sociali e scolastici del 2024 mandata ai carabinieri. Nella nota si segnalava la grave situazione sociale e sanitaria in cui viveva la ragazza. Tanti gli episodi venuti a galla registrati grazie alle microspie piazzate dai carabinieri in casa della famiglia. Nella notte di Natale alla vittima veniva urlato: l'ammazzo, bastarda e inutile, prostituta lurida. Tutto perché la ragazza stava dormendo e doveva invece mettersi al lavoro per pulire dei panni. La madre della disabile picchiata e vessata per mesi cercava anche di convincere la vittima a non rivelare le violenze subite agli inquirenti che stavano per interrogarla. Dopo l'interrogatorio i familiari chiedevano alla donna cosa avesse detto su un'ustione riportata. Nulla, mi sono bruciata nella vasca, la sua risposta. Non firmare niente, se no ti ammazziamo a legnate, ribattevano invece i familiari. In paese c'è sgomento, incredulità per l'accaduto. Questo bisognerebbe chiuderlo e non farli uscire più dalla galera. Cose che purtroppo succedono, si verificano e continuano a verificarsi. Bisogna chiedersi se realmente questa società di oggi ha una malattia che si può curare oppure è incurabile. A Messina, incidente mortale sulla tangenziale questa mattina. Perdere la vita il conducente di uno scooter che procedeva in direzione Catania, finito a terra all'imbocco della Galleria San Giovanni. Non è ancora chiaro se la sciagura sia stata causata dallo scontro con un altro mezzo o se si sia trattato di un incidente autonomo. A Palermo un ciclista è rimasto gravemente ferito nello scontro con uno scooter. E adesso alla sanità, lo scandalo dei referti in ritardo dell'ASP di Trapani. Ci sono altri 30 esiti positivi che aspettavano da mesi. Schifani è intervenuto dicendo: una situazione inaccettabile, sono ore drammatiche intanto per chi attende l'esito di esami rimasti in arretrato. Eva Spampinato.
Ci sono 30 nuovi positivi che aspettavano l'esito dell'esame istologico da mesi e che adesso, dopo il piano straordinario avviato dalla Regione, scoprono di avere un tumore e lo scoprono con un ritardo vistoso. Sono 30 sui circa 1000 referti istologici del 2024 di competenza dell'ASP di Trapani e refertati dopo il 5 marzo dal Policlinico di Palermo e dal Garibaldi di Catania, che hanno preso in consegna gli esami da analizzare. In queste ore drammatiche per chi attende una risposta da mesi e mesi, le strutture sanitarie stanno comunicando l'esito ai pazienti. Complessivamente gli esami da refertare sono 3.300, di cui 1.405 campioni del 2024 e oltre 1.900 del 2025. E secondo il cronoprogramma, entro dopodomani dovrebbero essere esitati tutti. Così come entro la stessa data il presidente della regione Renato Schifani dovrebbe ricevere sul suo tavolo la relazione degli ispettori inviati all'ASP dall'assessorato alla salute. Seguo molto da vicino, insieme all'assessore Faraoni, la vicenda, dice Schifani. Gli accertamenti sono dolorosi ma dovuti al popolo siciliano. La situazione dei ritardi negli esami istologici è inaccettabile. Stiamo parlando di un servizio essenziale per la salute dei cittadini e non possiamo permettere inefficienze, negligenze o carenze, conclude il presidente. Lavorare nei pronto soccorso diventa sempre più complicato e rischioso. L'escalation di aggressioni non si ferma anche se si cerca di invertire il trend. Sono sempre meno i neolaureati, infatti, che vogliono andare nei reparti di medicina di emergenza-urgenza. Francesco Aloi. Azzerare ogni forma di violenza contro il personale sanitario sembra una missione impossibile, ma bisogna provarci e, perché no, sperare di riuscirci. A Siracusa l'ASP ha istituito un gruppo di lavoro rischio aggressioni, proprio per cercare di raggiungere questo obiettivo. Il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro trasversale multidisciplinare appositamente posto in essere per poter studiare e analizzare la tipologia del fenomeno. Nel 2024 116 i casi di violenza registrati nelle aziende sanitarie, il 5,5% in più rispetto all'anno precedente. Per la Croce Rossa Italiana, nel 47% dei casi l'aggressore è un utente. Secondo l'ultimo sondaggio del sindacato Cimo Fesmed, quasi 3 medici su 4 vanno in ospedale con la paura di subire un'aggressione. Un dato che emerge nella giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e che disegna la situazione di emergenza vissuta in corsia. Dalla pandemia ad oggi, cosa è successo? È successo che prima i medici erano considerati degli eroi, erano al centro di tutto il sistema e che adesso invece siamo esattamente all'opposto. Le aggressioni e le violenze contro i sanitari sono tornate come anche più di prima. La speranza, si sa, è l'ultima a morire, però di certo c'è che gli ospedali e soprattutto i reparti di medicina di emergenza e urgenza non sono più appetibili ai giovani. Un carico di lavoro molto importante, soprattutto perché il pronto soccorso viene utilizzato impropriamente dall'utenza e perché è diventato un luogo spesso sede di aggressione per il personale sanitario. Intanto la riforma sull'accesso alla facoltà di medicina è legge. È stato abolito il test d'ingresso, ma la selezione in realtà si sposta soltanto di 6 mesi. Lorena Dolci. Stop ai test di accesso e addio al vecchio numero chiuso all'ingresso, ma non è un liberi tutti, perché la selezione è solo rimandata di 6 mesi. E invece che sui test con le crocette si baserà sui voti, un semestre di fuoco per gli studenti che farà da filtro. Ma cosa prevede la nuova legge che si ispira al modello francese? L'immatricolazione al primo anno di medicina, odontoiatria e veterinaria sarà libera, senza quei test di cultura generale, una sorta di roulette russa con alla base una formazione costosissima. Per poter proseguire negli studi però, ed è questa la novità, sarà necessario ottenere un punteggio in una graduatoria nazionale formata sulla base degli esami dati nel primo semestre. La ministra Anna Maria Bernini parla di rivoluzione copernicana e promette di attuarla già dal prossimo anno, ma in attesa dei decreti attuativi, rettori e direttori di dipartimento non nascondono le loro preoccupazioni. È ovvio che a livello nazionale non sarà possibile né a livello locale accogliere 60.000 studenti al primo anno in presenza, quindi ci dovrà passare a una modalità di didattica mista o con una modalità di didattica online, perché è impossibile avere un numero di aule sufficiente per accogliere al primo anno. Su Catania si stimano circa 2.500-3.000 studenti.
Chi non riuscirà a entrare potrà continuare il secondo semestre frequentando un corso scelto tra quelli di area scientifica senza perdere l'anno. Il problema è di cosa fare, come andare ad allocare tutti quegli studenti che dopo i primi 6 mesi di studio comunque non entreranno a medicina. La novità riguarda gli atenei statali. I privati stanno già organizzando i tradizionali test di accesso per il prossimo anno accademico. E intanto una notizia di agenzia: sono stati respinti per difetto di giurisdizione i 4 ricorsi arrivati davanti al TAR di Palermo che chiedevano di sospendere le elezioni di secondo livello degli organi delle ex province fissate in Sicilia per il 27 aprile e di adire la Corte Costituzionale. Le elezioni, lo ricordiamo, riguardano i consigli di 6 liberi consorzi e delle 3 città metropolitane, nonché i presidenti di 6 liberi consorzi, in quanto i presidenti delle città metropolitane coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo. I ricorsi erano stati presentati tra gli altri anche dall'ex sindaco di Aci Castello, Filippo Drago. E cambiamo argomento: munizioni e armi in un garage di San Cristoforo, arrestato dai carabinieri un incensurato catanese di 54 anni, Emanuela Corsi. Nascondeva un piccolo arsenale in una vecchia rimessa del quartiere San Cristoforo. Un incensurato catanese di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di armi clandestine, di armi tipo guerra e alterazione di armi. L'uomo, residente a Vaccarizzo, spesso veniva visto aggirarsi nel popoloso rione catanese ed entrare all'interno di un vecchio garage in condizioni fatiscenti, dove stava anche per ore. Durante un controllo il 54enne ha negato di avere in uso quel deposito, ignaro che fosse seguito da giorni. I militari così hanno deciso di entrare e perquisire la rimessa. In un borsone nascosto su un soppalco hanno trovato 3 carabine tipo guerra e una pistola a salve modificata nella canna e nel tamburo, oltre a 7 proiettili calibro 7,65, tutte armi clandestine, presumibilmente destinate alla criminalità. Il 54enne è stato arrestato mentre le armi e le munizioni sequestrate sono state inviate al RIS di Messina per le ulteriori indagini. Un camion che trasportava agrumi si è ribaltato questa mattina nella rampa d'accesso, lo vedete appunto nell'immagine, della A18 Messina-Catania all'altezza dello svincolo di Acireale. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e personale del consorzio autostrade. Secondo le prime informazioni, l'autista del mezzo pesante non avrebbe riportato gravi conseguenze. Disagi invece per la viabilità, con una fila chilometrica che si è formata in direzione Catania, traffico e rallentamenti anche sulla statale 114, dove si è poi riversata buona parte degli automobilisti. Nel catanese una truffa su prestiti a consumo erogati dalla filiale del Credito Valtellinese di Aci Trezza. La Guardia di Finanza ha sequestrato 1,4 milioni di euro. 15 persone sono state indagate. Emanuela Corsi. Ci sono 15 indagati nella truffa bancaria scoperta nel catanese dai militari della Guardia di Finanza, che hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per 1.421.000 euro. Al centro delle indagini coordinate dalla Procura di Catania, la concessione di circa 170 finanziamenti al consumo, tutti per un importo fino a 30.000 euro, erogati in 9 mesi dalla filiale di Aci Trezza del Credito Valtellinese, istituto bancario del gruppo Crédit Agricole, ai nuovi clienti. Tra gli indagati anche il direttore della filiale e un dipendente. Il sistema emerso dalle indagini era semplice. 3 persone, spacciandosi per mediatori finanziari, procacciavano i nuovi clienti della filiale di Aci Trezza. Le vittime erano principalmente persone in gravi difficoltà economiche che venivano adescate con la promessa di poter ottenere finanziamenti senza fornire garanzie se aprivano un conto corrente. A produrre documenti falsi per l'erogazione del credito ci pensavano fittizi datori di lavoro. Il direttore e il dipendente infedeli infine avevano il ruolo di avallare le varie richieste di prestito. Una volta che la somma veniva accreditata sul conto della vittima, una parte veniva sottratta e distribuita tra i presunti truffatori. I reati contestati sono truffa, associazione per delinquere e autoriciclaggio, con l'aggravante che il direttore e il dipendente della filiale avevano commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria. E proprio ieri vi abbiamo documentato il caos in via Santa Sofia a Catania, ma il rimedio ci sarebbe. Basta prendere mezzi pubblici, sfruttare un mega parcheggio gratuito. Abbiamo provato anche noi, in pochi minuti e senza stress siamo arrivati al Policlinico, in realtà lo ha fatto per noi Tonino De Mana.
La risposta al caos di via Santa Sofia si trova in casa ed è di facile soluzione. Basta utilizzare i mezzi pubblici e soprattutto sfruttare il vicino parcheggio gratuito di Santa Sofia. Dopo aver documentato le file chilometriche con pesanti ripercussioni persino davanti al pronto soccorso del Policlinico di Catania, bisogna prendere atto che il rimedio c'è. L'università ha messo a disposizione un parcheggio, che è quello vicino al Pala Arcidiacono, con 1200 posti gratuitamente a disposizione degli utenti del Policlinico. La società dei trasporti catanesi ha messo a disposizione una navetta ogni 20 minuti. Prendiamo al volo l'occasione e la navetta per mostrarvi l'utilità del servizio con partenza dal parcheggio di Santa Sofia, oltre 1000 posti, ed arrivo al terminal metro di Milo. 11 minuti il percorso totale da capolinea a capolinea e poco meno di 5 dal pronto soccorso del Policlinico al parcheggio di Santa Sofia, distante esattamente 720 metri che poi si potrebbero percorrere anche a piedi. Molti catanesi rimangono imbottigliati nel traffico e evidentemente non conoscono questo servizio. Eh sì, evidentemente dovrebbe essere forse più pubblicizzato, anche perché è assolutamente importante per la città. Perché non prenderlo? È super utile e super efficiente. Metro Shuttle, che ad esempio può comunque aiutare noi studenti a muoverci, orari molto flessibili. Unica nota stonata le condizioni di degrado del parcheggio, dove la vegetazione incolta ricopre ogni cosa e dove registriamo gli immancabili cumuli di spazzatura, segno evidente che gli incivili arrivano fin qui, loro sì che conoscono il parcheggio di Santa Sofia. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, ritorneremo per andare a Messina dove si sono esibiti i Globetrotters proprio ieri. A tra poco. Siamo tornati in studio, seconda parte del nostro telegiornale, grande show, grande spettacolo ieri sera al Pala Recifina di Messina per gli Harlem Globetrotters. Ci racconta com'è andata ieri il nostro Francesco Triolo. Acrobazie mozzafiate ed uno spettacolo fatto tutto di giochini e schiacciate. A Messina è stato uno spettacolo l'arrivo degli Harlem Globetrotters, la mitica squadra di basket americana, la più amata del mondo, composta da giocatori famosi per le loro acrobazie ed i tiri spettacolari. Gli Harlem, che hanno ospitato tra le loro fila leggende del basket come Wilt Chamberlain, Marquis Haynes, Fred Carlin-Hill, si sono esibiti ieri sera davanti a circa 2000 spettatori del Pala Recifina, dimostrando una padronanza tecnica ed una creatività senza pari. Quello di Messina è stato uno degli 8 appuntamenti in Italia che stanno facendo segnare il sold out, uno show unico dove basket e intrattenimento si sono fusi in uno spettacolo per tutte le età. Tiri impossibili, humor e sorpresa a non finire con un fine benefico. Da oltre un anno gli Harlem Globetrotters infatti collaborano attivamente con la FAO, partecipando a iniziative importanti come visite a scuole e progetti di alimentazione scolastica, eventi legati alla giornata mondiale dell'alimentazione, incontri con bambini per promuovere le abitudini alimentari sane e combattere la fame, un'attività di sensibilizzazione legata anche all'apporto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Montagne Verdi, la famosissima canzone portata a Sanremo nel 72 da Marcella Bella, diventa, pensate, l'inno ufficiale del Bayern Monaco. È una scelta fatta ovviamente dal club per la melodia e il ritornello di questa storica hit, fatto proprio per celebrare i 125 anni della storia del club. Eva Spampinato. Quando si dice un evergreen, green come il verde delle montagne di Marcella Bella. E così Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale per celebrare i 125 anni di storia del Bayern Monaco, canzone inno con la melodia di Montagne Verdi, lasciando come tributo all'originale il suo ritornello in italiano. Non è la prima volta che il Bayer si ispira a canzoni italiane, se si pensa che in città c'è una comunità di 28.000 residenti di origine italiana, il culto per la musica di casa nostra è comprensibile.
La salute delle donne. Marzo è il mese della prevenzione. Subito dopo il telegiornale al Focus ospite di Adelaide Barbagallo, la dottoressa Cristina Mauceri, che spiegherà tutti gli screening e i servizi che l'ASP di Catania mette a disposizione gratuitamente alle donne di fascia d'età compresa tra i 24 e i 64 anni. Potrete rivolgere anche le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 74 55005. La trasmissione la trovate anche in streaming sulla siciliaweb.it. Noi ci fermiamo e subito dopo c'è il calcio, a tra poco. Siamo al calcio, impegni in trasferta oggi per Messina e Trapani. I giallorossi sono ospiti della Cavese, mentre i Granata giocano ad Avellino. Sentiamo Sergio Colosi. Un Messina disperato e un Trapani in crisi cercano in Campania un risultato positivo per rilanciarsi. I giallorossi, segnati da una crisi societaria senza ritorno e una classifica drammatica, giocano a Cava dei Tirreni la carta della disperazione. Padroni di casa in serie utile da 4 giornate, virtualmente salvi e in corsa per il sogno di inizio stagione chiamato play-off. Aria di crisi nello spogliatoio peloritano. Banchieri gioca per i 3 punti con Costantino e De Sena in campo dal primo minuto. Crapicas sconta la terza giornata di squalifica, Dumbravano la prima. Il Messina, che rischia una nuova penalizzazione di 2 punti se entro venerdì non presenterà una documentazione che attesti la solidità economica della società, cerca gol e vittorie. I pareggi non bastano. Ne ha segnato però soltanto 1 nelle ultime 5 partite. Esattamente come il Trapani, impegnato contro l'Avellino, che ad un passo dalla vetta dopo un lungo inseguimento non sembra l'avversario ideale per riscattarsi. I Granata ritrovano da avversario Bomber Lescano. È un altro tema della sfida del Partenio. Rientra Benedetti a sinistra, emergenza a centrocampo, nuova opportunità per Ruggero e Ciuferri. Veniamo al Catania, oggi è riposo forzato per i problemi della Turris, guarda certamente già e lavora già al derby di domenica contro il Messina. Un addio, quello di Ciccio Lodi, e la lieta sorpresa del DS Faggiano, tornato ad assistere agli allenamenti dopo una prolungata assenza per malattia. L'avvicinamento al derby con il Messina è iniziato con 2 notizie che per un verso o per l'altro hanno animato i discorsi negli ambienti sportivi rossazzurri. Mentre in Serie C si gioca il turno infrasettimanale con il Catania a riposo forzato per le pesanti vicissitudini societarie della Turris, la squadra di Mimmo Toscano lavora per prepararsi ad una sfida dal sapore particolare che non ha bisogno di presentazioni al cospetto di un avversario in piena lotta per la sopravvivenza in campo e fuori. A tal proposito, per il match di domenica al Franco Scoglio, il prefetto di Messina Cosima Distani ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea. Tornando al campo, il tecnico rossazzurro dovrà sciogliere almeno 2 dubbi, quelli legati alla condizione fisica di Dalmonte ed Anastasio. Importante sarà il rientro di Stoppa, che ha scontato 2 turni di squalifica. Si tratta di 3 pedine che potrebbero cambiare il volto del Catania, che comunque a Latina ha dimostrato di essere in salute. Sicuro del posto Gimenez, che con le sue giocate ha illuminato la scena prendendo per mano il Catania e portandolo ad un successo scacciacrisi. E c'è una notizia che riguarda proprio il campionato di Serie C, perché avete sentito nel servizio il collega De Mana, si parlava delle pesanti vicissitudini della società, della Turris Calcio, che si sono ulteriormente aggravate perché il Tribunale Federale Nazionale, la sezione disciplinare, ha disposto proprio per la società Turris Calcio l'esclusione dall'attuale campionato di competenza, oltre a 3 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile per la squadra. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo il prossimo telegiornale in onda su Telecolor alle 19. Vi lascio adesso ad Adelaide Barbagallo con il nostro Sicilia 24 Focus. A tutti buon pomeriggio.